Allora, Hydromaverick ha sviluppato questo macchinario che produce idrogeno. Usa solo acqua distillata e da quest'acqua distillata, mediante un'elettrolisi che abbiamo sviluppato, riusciamo a produrre questo idrogeno e iniettarlo in aspirazione. Dall'aspirazione riusciamo a pulire tutto quello che incontra nel motore, quindi la turbina, le GR, gli iniettori, le valvole, tutta la camera di scoppio e tutto lo scarico. In particolare macchine con filtro antiparticolato riusciamo a sbloccarle completamente e liberarle. Questa procedura fa migliorare molto la macchina a livello di prestazioni, riusciamo ad abbassare i consumi e soprattutto riusciamo a battere l'inquinamento dell'80% solo con una pulizia. Noi abbiamo cominciato a fare esperimenti con l'elettrolisi ancora 13 anni fa e 5-6 anni fa abbiamo cominciato a fare un primo prototipo che abbiamo distribuito in prova delle officine, abbiamo fatto tante prove per capire qual era la strada giusta da seguire. Poi 3 anni fa è nata l'azienda Hydromaverick e abbiamo cominciato la commercializzazione. Adesso abbiamo circa 110 officine in Italia che hanno acquistato il nostro macchinario e fanno regolarmente le pulizie con ottimi risultati. La sperimentazione continua, ovviamente a parte la pulizia noi facciamo anche un impianto fisso per l'automobile che non è altro che il macchinario della pulizia ridotto ai minimi termini installato direttamente in automobile. Questo fa sì che tutto quello che la pulizia produce viene amplificato da questo, avendolo sempre installato in macchina. Riusciamo ad abbattere i consumi da un 20 a un 30%, aumentare un 10-15% la potenza del motore e soprattutto inquinare il 90% in meno con prove fatte, abbassamento dei PM10, CO2 e quant'altro. Allora, siamo partiti anni fa con una cella classica per fare gli esperimenti, per poi avere un'evoluzione perché abbiamo visto che avevamo bisogno di troppa corrente e quindi ci siamo evoluti per un risparmio sempre più di corrente e per una produzione maggiore di idrogeno. Adesso usiamo questo tipo che noi chiamiamo a tubi e però stiamo sviluppando questa nuova soluzione che stiamo brevettando che sarà ancora più rivoluzionaria e potremo andare ancora molto più in piccolo per quanto riguarda l'impianto fisso che abbiamo intenzione di rimpicciolire ancora di più.